L'ultima voce, quella del parroco che ha invocato dal pulpito il rispetto della libertà di culto secondo la Costituzione italiana. Questa battuta ha innescato un vespaio di polemiche. Il capannone della discordia è questo anonimo edificio in via dell'Artigianato, nella zona industriale di Monteforte d'Alpone. Da quando l'associazione socioculturale islamica Unione l'ha preso in affitto è divampata la polemica. Prima l'esposto in comune di 7 titolari d'aziende limitrofe, quindi Forza Nuova che ha organizzato un presidio contro la minaccia di un centro di reclutamento. Infine il rappresentante locale di Progetto Nazionale Alberto Speri ha lanciato una petizione che in pochi giorni ha raccolto oltre 800 firme. Ma proprio contro questa iniziativa si è schierato il parroco, Monsignor Mario Costalunga, 12 anni di missione nel nord-est del Brasile e una fedeltà alla Costituzione italiana seconda solo all'attaccamento al Vangelo. Dall'altare domenica ha ricordato ai cittadini l'articolo 19 che tutela la libertà di culto. I nostri costituenti sono stati capaci di dialogare liberandosi da ideologie e da espressioni religiose. Se non se liberemo dalla paura e vediamo l'altro come uno che mi fa paura, noi saremo sempre schiavi. Pensare che i musulmani siano terroristi, perché si tenta di passare questo messaggio. I terroristi che sono in mezzo ai musulmani come chi sono in mezzo a chi si definisce cristiano. Vuol dire che non sono né musulmani né cristiani. Proteste da Vito Comencini dei Giovani Padani che parla di arroganza e superbia da parte di chi invece di insegnare la dottrina cattolica si preoccupa di dare lezioni di diritto costituzionale. Il sindaco di Monteforte Gabriele Marini minimizza: è una polemica costruita sul nulla perché nessuno ha mai depositato in comune la richiesta di aprire un centro islamico, men che meno una moschea. Dichiarazione ingenua secondo alcuni. Nel capannone l'associazione stava facendo dei lavori. C'erano una zona per il lavaggio dei piedi, un'area attrezzata a cucina, una struttura in cartongesso orientata in direzione della Mecca, si legge nel documento comunale, un podio in muratura per la predicazione. Segni inequivocabili, dice Andrea Bassi, del progetto per costruire un centro religioso. Rispetto alla libertà di culto, aggiunge, ma resta la questione di ordine pubblico. Tante persone affollate insieme, troppe auto per strada, cibi e bevande somministrati senza adeguati controlli creerebbero pericolo e disagio nella zona e invita il comune a vigilare. I lavori sono stati sospesi per irregolarità tecniche, ma l'associazione potrebbe decidere di ricorrere al TAR. Il cimitero